Il decreto Minniti in materia di immigrazione è legge. La Camera dei Deputati ha dato infatti il via libera definitivo e ora ecco le novità. La nascita di numerosi centri per il rimpatrio di piccole dimensioni per un totale di 1600 posti, la riduzione dei tempi d'attesa per le richieste di asilo, la possibilità per i migranti di svolgere lavori gratuiti e di pubblica utilità. Inoltre l'efficacia delle espulsioni saranno più garantite. Un provvedimento salutato con favore da Venezia, anche se non basta. Ben venga, però è sempre poca roba. Dico ben venga, insisto, ma è poca roba. Noi abbiamo bisogno di fare un passaggio in più. Chi delinque deve stare dentro almeno una notte. Per il sindaco di Venezia chi delinque deve rimanere in stato di fermo almeno per una notte. Questo è il prossimo obiettivo. Chi fa atti di vandalismo, chi si ubriaca evidentemente pensa di fare quello che vuole. Dobbiamo colpire i prepotenti, colpirli con misure semplici e minime, ma costanti, come stiamo facendo adesso sui parchi. Nei parchi cittadini infatti è aumentata la presenza dei vigili urbani e delle forze dell'ordine in genere, in divisa e in borghese. Intanto, con l'avvicinarsi della bella stagione e con l'innalzamento dell'allerta terrorismo, anche le spiagge venete dovranno essere osservate speciali, ma non si possono blindare. Se arriviamo alla blindatura delle spiagge vuol dire che abbiamo fallito. Noi non possiamo pensare di chiedere anche il documento a quelli che vanno in spiaggia. Certo è che abbiamo bisogno di controlli e soprattutto anche del controllo del vicinato. Se qualche cittadino vede qualcosa che non funziona, è meglio una telefonata in più alle forze dell'ordine che una in meno. Il governatore afferma di avere molta fiducia nei magistrati di Venezia, nel procuratore antiterrorismo Adelchi D'Ippolito e negli investigatori delle forze dell'ordine. Molto possono fare anche i cittadini con le loro segnalazioni.